Un saluto e ben trovati in diretta a questo appuntamento con A Voi la Linea, il giorno dopo la conclusione dello spoglio delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Si sono concluse le operazioni ieri e ieri sera si sono chiusi anche gli speciali di Telefriuli per raccontare questa tornata elettorale con vincitori e sconfitti in studio. Fratelli d'Italia ottiene un bel risultato, un ottimo risultato, devo dire. Lei dice era abbastanza certa o si sentiva una buona aria evidentemente, quello che Fratelli d'Italia stava facendo soprattutto sul territorio del Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni. Mi aspettavo un buon risultato, sì. Questo è effettivamente un ottimo risultato, consideri che Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia assieme al Veneto hanno circa la stessa percentuale, cambia di pochissimi decimali, rappresenta il dato più alto di Fratelli d'Italia in tutta Italia e quindi un risultato che ci soddisfa particolarmente. C'è tanta soddisfazione perché forse corona anche un periodo di carriera, non dico se chiamare carriera, ma di andamento amministrativo che ho fatto tanti anni fa, che ho cominciato tanti anni fa. Ma al di là di quello che è il personale, diciamo che le previsioni si pensava di fare ben 4 eletti in Parlamento con questa tornata. 2 li abbiamo avuti con il maggioritario e 2 col proporzionale, per cui tutto sommato rispetto a quanto avevamo previsto poi è successo, quindi relativamente bene come risultato. Chiaro che le percentuali della Lega sono diminuite, per cui anche una riflessione dobbiamo farla. Le faccio subito una domanda pepata. Lei va a Roma, lascia un posto in giunta regionale. Penso che il Presidente Federica abbia già deciso, è lui che ovviamente ha la possibilità di delegare qualcuno, lui è orientato a tenersi le deleghe, per cui ci sarà, non dico una continuità rispetto a quanto fatto, ma certamente un modo di agire che è coerente rispetto a quanto abbiamo finora fatto. Un coordinatore regionale, un segretario regionale auspica sempre di fare qualcosa di meglio. Certamente non è stato un periodo particolarmente semplice per il nostro partito. Devo fare assolutamente i complimenti agli amici della nostra coalizione di Fratelli d'Italia per l'importante risultato che hanno ottenuto in Italia ma anche nella nostra regione. E devo dire che la cosa più importante è che da domani mattina, appena sarà costituito il nuovo governo, i cittadini italiani potranno finalmente avere appunto un esecutivo scelto legittimamente, ma soprattutto di centrodestra, e quindi hanno premiato, oltre che al lavoro di Giorgia Meloni, di Matteo Salvini e di Silvio Berlusconi, anche l'impegno programmatico che la coalizione ha presentato nel proprio programma di governo. Bisogna dirlo in maniera chiara, non siamo assolutamente soddisfatti del risultato, ci aspettavamo molto di più e ci aspettavamo di essere molto più vicini a Fratelli d'Italia. Siamo comunque il secondo partito italiano, siamo comunque il primo partito dell'opposizione, abbiamo una grande responsabilità. Ora tocca governare alla destra e noi dovremmo fare sempre e comunque per il bene dell'Italia il nostro lavoro di opposizione. Ribadisco comunque il risultato è al di sotto delle nostre aspettative e di questo insomma credo dovremmo trarre anche l'insegnamento. E non ho pensato, devo essere sincera, alla mia questione personale, anche perché pensavo che in realtà il quoziente sarebbe scattato in favore della campagna, quindi che è Torre Rosato, in Friuli Venezia Giulia, e quindi, come dire, non ci sarebbe stata l'opzione di un'elezione mia in questa regione. Pertanto nel momento in cui si sono invece visti i risultati della campagna, allora ho capito che invece la possibilità poteva essere concreta, anche se poi non è così automatico, come detto, per proprio questo flipper, che nel momento in cui il primo in lista viene eletto in un'altra regione, poi ci sia un automatismo anche del secondo messo in lista, insomma. Quindi la questione si è in pratica sviluppata nel corso della tarda mattinata del primo pomeriggio e per poi arrivare ad una definizione nel tardo pomeriggio e, come detto, quando è stato pubblicato il dato su Eligendo, allora a quel punto lì insomma, il dato era obiettivamente ufficiale.
Questa mattina è stata presentata la 23esima edizione del Premio Arte Coseano, la rassegna internazionale d'arte che ogni anno ospita circa 300 artisti dall'Italia ma anche da tutta Europa. È in programma questo weekend, ci racconta tutto Alexis Sabot. A te Alexis. Torna questo weekend il Premio Arte Coseano, ne parliamo direttamente con l'assessore alla cultura Paolo Clavora per capire un attimino com'è strutturato quest'anno. Sì, buongiorno intanto. Quest'anno, dopo 2 anni di stop, chiaramente abbiamo voluto anche apportare delle novità, no? Diciamo che il format più o meno è quello, però ci sono delle novità che riguardano innanzitutto i premi che quest'anno abbiamo aumentato notevolmente il cachet, per cui il primo premio, tanto per fare un esempio, è 3.500 euro, per cui è un premio diciamo consistente per un quadro. Per passare a un secondo premio a 1.500, un terzo premio addirittura abbiamo pensato di proporre e di invitare l'artista che prenderà il terzo premio ad una propria mostra personale di una galleria, nella galleria appunto di Piero De Martin, in cui poi il Comune stesso si preoccuperà di stampare i cataloghi per l'artista che prenderà il terzo premio. E questo diciamo è soprattutto la novità da un punto di vista artistico. C'è da dire questo, che abbiamo puntato molto anche su quello che è il pubblico, per cui il pubblico, oltre a ammirare tutte queste opere che si snodano un po' per le vie e le piazze di Coseano, e potrà anche degustare del cibo, diciamo, in 5 punti di ristoro che quest'anno abbiamo strutturato con 5 nomi di grossi artisti del passato, per cui ci sarà la piazzetta Caravaggio piuttosto che la locanda Van Gogh o il caffè o la casa Buonarroti, no? In questi 5 luoghi il pubblico può degustare, diciamo, 5 menù diversi, per cui ci sarà anche questa novità qua. Io raggiungo Valerio Del Negro, che è il vice sindaco di Coseano, anche per capire quanto importante è questo ritorno del premio. Buongiorno a tutti, sì, veramente ti ringrazio di avere l'occasione appunto di rivolgermi al pubblico. Come diceva Paolo Clavora, è una delle componenti più importanti, oltre agli artisti. Chiaramente gli artisti vogliono avere il pubblico. Quindi dopo 3 anni sappiamo che non è facile, la pandemia ha creato comunque un'interruzione, però insomma noi siamo fiduciosi che appunto anche con le novità che Paolo prima ha spiegato, di creare un interesse tramite di voi e di tutti i media, tutta la comunicazione che è fondamentale, no? Se non riusciamo a comunicare quello che facciamo, chiaramente invalidiamo un po' quello che facciamo stesso, no? Ecco. Io sono fiducioso, siamo arrivati alla 23esima edizione, no? Perché anche nei 2 anni di stop abbiamo creato comunque 2 eventi per dare una certa continuità, anche se non c'era il format attuale e quello storico, diciamo, quello che facciamo quest'anno, che riprendiamo quest'anno, quindi quest'anno comunque c'è una ripartenza e quindi questo ci dà molto entusiasmo, e con le novità che abbiamo creato speriamo di attirare appunto tanta gente domenica a Coseano. Devo ringraziare chi ci ha aiutato, le associazioni locali, quelle che per esempio organizzano i 5 stand enogastronomici di cui parlava prima Paolo, e gli sponsor chiaramente che ci danno il sostegno economico. Qui parlo sia di sponsor privati, quindi aziende della nostra zona friulane che ci aiutano a livello economico naturalmente, e gli sponsor pubblici, la comunità collinare e la Fondazione Friuli che ci sostengono. Quindi grazie a loro, perché sono anche lì chiaramente senza le basi economiche non si riesce a proporre niente ormai chiaramente. E ora andiamo a Pordenone, dove dal 1° all'8 ottobre ritorna il fascino delle giornate del cinema muto. Tornano le giornate del cinema muto a Pordenone. Il direttore Jay Wassberg, per quanto riguarda questa edizione che ritorna in presenza, cosa dobbiamo attenderci? Buongiorno a tutti. Sì, quest'anno abbiamo ancora un programma ricco di film, di scoperte. Per esempio la nostra serata di apertura di Unknown, lo sconosciuto di Todd Browning, un capolavoro di Todd Browning, con Lon Chaney e una giovanissima Joan Crawford. Questo è una scoperta incredibile, perché per tanti anni abbiamo visto il film solo di 60 minuti, ma è trovato negli archivi di Praga e 10 minuti di più.
quindi per vedere il film più o meno come era, con una partitura scritta specificamente per le giornate da José María Serralde Ruiz, un compositore e musicista messicano, per l'Orchestra San Marco di Pordenone. Per me è una gioia incredibile. Quanto è importante la musica, naturalmente, che accompagna queste pellicole. Sì, per noi la musica è una cosa essenziale. Si può capire il cinema muto solo con la musica giusta, in cui si può godere il ritmo del film, il montaggio, le immagini. Questo proviene non solo delle immagini, delle cose sullo schermo, ma anche dalla musica che si accompagnerà il film, come anche nel cinema sonoro. Queste sono le cose essenziali. Non si può immaginare, per esempio, Guerra Stellare senza la musica, o Indiana Jones senza la musica. È la stessa cosa per il cinema muto. Per quanto riguarda le retrospettive, sempre molto attese? Sì, ce ne due retrospettive abbastanza grandi. Uno, Ruritania, che in Italia è più Silistria, l'idea di un paesi mitici nel Balcani, in cui c'è sempre romance, c'è sempre storie di avventura. Abbiamo film d'Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Danimarca e altri paesi. E anche una grande sezione dedicata al star Norma Talmadge, una delle star più importanti, una star americana, ma lei anche era popolare qui in Italia. E questo è finalmente una possibilità di vedere non tutti i film, perché ce ne tanti, ma i cortometraggi dall'inizio della sua carriera, anche al lungometraggi, quando lei era il top in Hollywood. Non mancano Stallo e Olio e le comiche, come sempre al festival. Sì, esatto, abbiamo un cortometraggio solo con Olio, ma anche un progetto interessante in cui SOS Stanlio e Olio ha trovato un modo di ricreare il primo cortometraggio in cui Stanlio e Olio parlano in italiano più o meno come me. Un accento più o meno come me. Assessore Gibelli, insomma, il Festival del Cinema Muto è uno degli appuntamenti fissi e ritorna quest'anno anche in presenza finalmente maggiore rispetto all'anno scorso. Sì, è un'occasione di nuovo per rimarcare il valore del lavoro delle produzioni culturali che ci sono nella nostra città, ed è quindi un momento di particolare piacere. Ne parlavamo un attimo fa col sindaco. Noi non c'eravamo quando è cominciata l'avventura del Festival del Cinema Muto, anzi lui, ho detto io, andavo a scuola, lui mi ha detto no, un po' più avanti, ero ragazzo, ma credo che non ci si sia accorti in quel momento che si stava facendo una cosa che avrebbe avuto corso negli anni e che sarebbe stata così importante nell'ambito dei festival del cinema. Oggi la consapevolezza ce l'abbiamo, quindi sono grata tutto il lavoro che fa l'associazione Cinema Zero, tutti quanti, e sono grata a Pordenone perché sa sempre valorizzare i suoi tesori. Una pausa e tra poco torniamo in diretta con A Voi la Linea. Ben ritrovati ad A Voi la Linea. Sono stati consegnati questa mattina nella sede della Regione a Udine gli attestati di partecipazione alla prima edizione del corso di formazione sulla lingua friulana per giornalisti promosso dall'Agenzia regionale per la lingua friulana e dall'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori sostenuti in questa iniziativa dalla Giunta e dal Consiglio regionale. Presidente, vuoi la consegna dagli attestati, dal corso sulla lingua furlane per giornalisti? Un bel risultato, un risultato importante. Assolutamente sì, è un risultato veramente importante che va avvio di un impegno proprio anche dalla Regione, perché riguarda la formazione professionale sia dai giornalisti, ma poi invio di anche tanti altri settori. E che è una soddisfazione proprio perché vi ho un grande impegno dalla stampa sul Furlan, vuol dire anche che
si vota con una certa richiesta di banda della popolazione, ma anche dall'Università di Udine, dalla regione stessa, ma anche di enti privati, che vuol dire che si arriva proprio a dare piena attuazione al piano di politica linguistica che vi improntate anche in realtà di poco. Insomma, un percorso virtuoso che spero che potete là in davanti, che a te di sempre poi sostegno, ma insomma, vi in buone basi e spero insomma di dare a queste basi l'adeguata copertura. Una bella risposta dai giornalisti, ma anche da bande dal territorio. Sì, il territorio sta domandando informazione per Furlan. L'informazione per Furlan non è come fa la parte italiana, non è che uno può fare il comunicato stampa a parte italiana e dopo voltarlo, quindi tradurlo per Furlan. Bisogna pensare per Furlan e per fortuna vi sono tanti giornalisti che sono di Marilenga Furlana che sono bravi, veramente professionali della loro attività e si sono messi subito a disposizione. Insomma, abbiamo avuto un numero veramente alto, un corso anche impegnativo, che dura qualche mese, e quindi insomma vuol dire che hanno creduto anche le testate che le hanno messe a disposizione. Insomma, si sa una lavoro contento, non mai credo che proprio il popolo furlano sarà contento di quell'impegno. Questa è stata la prima edizione del corso, e dopo? Sì, varie anche altre edizioni, vi abbiamo detto che il Presidente dell'Ordine dei giornalisti de Gano ha dato la sua disponibilità là in davanti, ma una delle robe che vi ho detto che è stata renduta disponibile è la possibilità proprio per i giornalisti di frequentare i corsi qui, proprio da orari anche lì che normalmente sono impegnati dalle loro testate giornalistiche. Sì che vi ho detto che proprio è anche un crodi di banda dai gruppi che sostengono l'editoria Furlana, che sia un'editoria televisiva o che sia anche un'editoria cartacea. Quindi vi ho detto insomma che alle grandi interesse iscugnin da risposta. Presidente, scopriamo insomma che adesso non si parla più di lingue minoritarie, è necessario fare un passetto in là per il bene del friulano? Sì, non sono più lingue minoritarie, sono lingue. Nella nostra regione si parlano 4 lingue che hanno la stessa dignità e lo stesso valore, anzi direi di più, sono i capisaldi, sono le colonne su cui poggia la nostra specialità e quindi aver oggi certificato una ventina di giornalisti col corso in friulano vuol dire mettere benzina, armi, strumenti per la difesa e la promozione di questa lingua che deve diventare non la lingua solo della famiglia ma deve diventare la lingua della società e della comunità. E quindi questo piccolo esercito combatterà a fianco a noi per il rilancio del friulano, per far grande il Friuli. Assessore Roberti, lei ha precisato che questo corso, pur non essendo espressamente previsto e inserito nel piano generale di politica linguistica, però ben si confà a quello che il piano prevede. Sì, indirettamente rientra perfettamente nelle linee del piano, nel senso che un corso professionalizzante che insegna a parlare correttamente il friulano a chi decide di fare formazione in friulano chiaramente va a tutto giovamento della credibilità del giornalista che deve parlare in TV o scrivere su un giornale, e quando c'è quella credibilità ovviamente aumentano anche i lettori, aumentano gli ascoltatori e quindi aumentano il numero di cittadini del Friuli Venezia Giulia che sentono e si informano in friulano, e questo è uno degli obiettivi, l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio della legislatura, ovvero fare in modo che una lingua, che è la lingua di casa, che è la lingua con cui ci si rivolge ai figli piuttosto che ai genitori, non diventi solo la lingua di casa ma si trasformi nella lingua che viene parlata correntemente in tutti gli ambienti, quando accendi la TV, quando ti rechi al posto di lavoro e anche quando apri un giornale e ti leggi le notizie del giorno prima. Insomma, quasi una sorta di invito ad un cambio di passo da lingua minoritaria a lingua universale. Ma anche il Presidente Zanin prima lo diceva, non esistono le lingue minoritarie. Questo vale in particolar modo in Friuli Venezia Giulia. Parliamo di una lingua minoritaria che in realtà viene parlata da più della metà della popolazione del Friuli Venezia Giulia, ed è una nostra ricchezza che dobbiamo tutelare con ogni mezzo, sia perché lo dobbiamo a quei tanti cittadini che parlano il friulano e che hanno origini friulane, sia perché da quello deriva anche la nostra specialità e quindi va tutelata ad ogni costo. Presidente, l'ho ricordato lei, la lingua friulana tutelata dallo Stato, tutelata anche da una legge regionale, quindi dalla Regione. Ordine dei giornalisti quindi subito al fianco dell'Arlef e della Regione per sostenere questo corso? Assolutamente, abbiamo pensato proprio di fronte alle tutele dello Stato e della Regione che anche l'Ordine dei giornalisti, che è un ente pubblico, dovesse fare la sua parte, quindi abbiamo aderito immediatamente all'invito dell'Arlef e quindi una collaborazione in tal senso perché i colleghi
ci sono molte testate nella nostra regione che appunto editano in lingua friulana totalmente o parzialmente delle emittenti radiofoniche, ci sono programmi radiofonici e televisivi e quindi è giusto mettere i colleghi nelle condizioni di parlare e scrivere in maniera corretta la marilenga. È fondamentale, se una lingua deve essere utilizzata e vissuta pienamente in un territorio, che entri a pieno titolo anche nel mondo dell'informazione. Assolutamente, è quello che prevede esplicitamente anche la legge regionale, la 29 del 2007, oltretutto allora siedevo in Consiglio regionale e ho contribuito per la mia parte alla definizione di quella norma che era molto attesa ed è stata molto importante proprio anche per realizzare iniziative come questa. E ora ci spostiamo a Rivignano, dove è in corso una mostra dedicata a Santa Madre Teresa di Calcutta. Grazie della linea e partiamo con un'immagine. Madre Teresa di Calcutta parla al tuo cuore e in testata c'è un certo cardinale Angelo Comastri. Monsignor Brida, questa è una mostra che celebra questa santa. Sì, perché quest'anno è il 25° anniversario della sua morte, il 5 settembre del 1997, e il Cardinal Comastri, che è un figlio spirituale, possiamo dire, di questa santa e che è anche un amico, ci ha permesso, ecco, di poterla pubblicare e realizzare nel nostro Duomo di Rivignano. Ci sarà anche un seguito, vi dico subito, il mese di ottobre sarà nella chiesa di Fagagna, quindi tutto il mese. Per cui insomma questi 2 mesi la godiamo in Friuli. Adesso fino al 25 resterà esposta questa mostra qui nel Duomo di Rivignano. Ecco, Monsignor, possiamo fare anche una camminata e quindi vediamo, sono le frasi, l'esempio dei genitori, il cuore presso Betlemme, la bontà è concreta. È un po' il percorso attraverso delle domande che il cardinale nei tanti incontri avuti con Madre Teresa già da prete le aveva posto nelle varie occasioni, quindi lui ha fatto un po' un riassunto, una sintesi che in qualche modo ci rende presente questa santa, no? Basti solo una risposta che al cardinale ha dato, non so, quando era ancora parroco a Porto Santo Stefano, no? Dice: madre, qual è il più bel giorno della sua vita? E Madre Teresa risponde: oggi, perché ieri è passato, domani non so se ci sarà, oggi io posso fare il bene. Quindi prova a pensare una risposta del genere se non è attuale, se non ci dà speranza per impegnarci e non per chiuderci, no? E quindi per dire, no, una delle chicche che troviamo proprio su questa mostra. Certamente questa santa era non politicamente corretta, ecco, questo dobbiamo dirlo, e forse anche non ecclesialmente corretta, perché, ecco, per dire, quando ha preso il Nobel per la pace, Nobel per la pace, proviamo a pensare l'ambiente, no, dove viene svolto questo premio, e lei che riceve il Nobel per la pace, ma pensa anche il coraggio di questa santa, no? Le avevano consigliato, come dice il cardinale qui, guardi, è un ambiente un po' protestante, quindi sa, la corona del rosario potrebbe essere un po' inopportuna in quella circostanza, no? Lei non dice niente, si presenta il giorno dopo a ricevere il Nobel con il rosario più grosso che aveva, quindi per dirti, ecco, il tipo, no? Ecco, testimoniato questo anche dalle immagini, insomma, no? Ecco, Don, allora noi adesso ci spostiamo di qualche metro, ci inchiniamo davanti all'altare e poi vi mostriamo qualcosa di molto interessante. Ci siamo spostati. Don, questo che cos'è? Questo è un ricordo del parroco di Porto Santo Stefano, che era in quella volta Don Angelo Comastri, futuro cardinale. La Madre Teresa glielo ha dato il 23 maggio dell'87 e c'è la sua calligrafia, la sua firma. Be only all for Jesus through Mary, God bless you. È la benedizione praticamente di Madre Teresa. E il cardinale Comastri, io non lo so perché, ma qui è solo l'amicizia che conta, l'ha regalato a noi, a me e alla comunità di Rivignano, e quindi è anche una reliquia della sua calligrafia, diciamo così, la sua benedizione, però la reliquia più bella è quella
proprio che è posta accanto all'altare, diciamo, della Madonna dei Santi che abbiamo con San Giovanni Paolo II, di cui avete già insomma ampiamente parlato e mostrato le immagini. Ecco, quella lì è un pezzo di federa dove Madre Teresa ha posato il capo gli ultimi giorni della sua vita, ed è autentica perché è stata donata all'allora arcivescovo di Loreto, il cardinale Comastri, dalla nipote, unica nipote vivente di Madre Teresa. C'è anche l'attestato lì, proprio la garanzia. Ecco. Grazie Monsignor Brida, dal Duomo di Rivignano è veramente tutto. Io restituisco la linea allo studio e ringrazio il nostro Paolo Bassi per il supporto tecnico e il nostro buon parroco. Alla prossima. Grazie a Daniele Paroni, ci salutiamo, l'informazione torna alle 16:30 con il TG Flash. Buon pomeriggio.